Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sara, lei la linea? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A lei la linea? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, buon fine settimana a tutti. Questa settimana si è parlato tanto, secondo me c'è stato un vero e proprio diversivo che ci ha impedito di guardare realmente a cosa accade nel mondo. Io non ne voglio parlare perché non voglio dare ulteriore pubblicità a delle operazioni non umanitarie che non portano niente di aiuto ai popoli che ne hanno bisogno, ma li strumentalizzano. Sono contenta che ci siano in atto degli impegni di pace e quindi preghiamo tanto, ringraziamo Dio per questo e preghiamo che questi sforzi arrivino a qualcosa di concreto. Io invece oggi voglio proprio parlarvi dell'aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi, quindi che è quello che è il motto dell'umanitaria padana da sempre. E ho un ospite meraviglioso che ci ha contattato dall'Africa, ci chiama dall'Africa, io un po' disturbato mentre è in un viaggio di ritorno importante e dopo vi spiegherò. Lui è in linea dalla Tanzania. Matteo, mi confermi di essere in linea? No, sto provando a collegarlo, ma purtroppo cade la linea. Adesso riproviamo su Teams. Va bene, allora intanto vi spiego un attimo com'è questa, chi è il nostro ospite, nella speranza di riuscire a fare il collegamento. Allora, noi sono moltissimi anni che collaboriamo in Zambia con un carissimo amico che si chiama Matteo Sametti. Matteo è un uomo di Legnano che per anni ha lavorato nella nostra piccola city, cioè a Milano, a Piazza Affari, perché era un commercialista, un economista affermato, ma che ha fatto una scelta di vita molto importante di andare ad aiutare l'Africa con gli africani. E la prima volta che abbiamo lavorato con lui era capo progetto
di un centro che si chiamava Sant'Ambrose Trade Center, Sant'Ambrose come Sant'Ambrogio, perché era un progetto della diocesi di Milano per dare lavoro, per fare sostanzialmente una scuola professionale che lui è andato a costruire e avviare per insegnare in Zambia a lavorare Sara, l'ospite è nella in linea. caffetteria, Sara, mi sente? Sì? L'ospite è in linea. Benissimo. Matteo, sei con noi? Matteo? Ecco, io non lo sento a livello d'audio. Neanch'io, dice che lui non ci sente, ma io facendo una prova l'ho sentito. Quindi mi dica quando è in linea che riesce a sentirlo. Io intanto vado avanti a presentare il nostro Lui è in ospite. linea in realtà, però non ci sente. Quando appena si sente mi avvisa. E allora dicevo che lui guidava questo progetto e noi abbiamo dato proprio una mano a costruire un capannone. Quindi quando parliamo di aiuti concreti, aiutare ad aiutarsi, e in qualche modo Matteo si è innamorato dello Zambia, ma anche di sua moglie, che anche lei è lombarda, e hanno deciso di fermarsi lì, di mettere su famiglia lì in Zambia e essendo entrambi due grandi sportivi hanno deciso di creare questa organizzazione in Zambia che si chiama Sport to Build, che scritto è Sport 2 Build. Ovviamente letto sembra significa sport per costruire, giocando sul tu, che non significa due ma per in questo caso, ok? Quindi sport per costruire. E per avviare questo progetto, per finanziare questo progetto, Matteo, stiamo parlando di tantissimi anni fa, ha compiuto un'impresa incredibile. Con una bicicletta di legno ha compiuto un viaggio in bici dallo Zambia fino a Londra. Ovviamente questa cosa è stata ripresa, è stata seguita da National Geographic, ha fatto di lui chiaramente un personaggio straordinario nel raccontare Pronto? il mondo. Eccoci, Matteo, ci sei? Finalmente ti sento, scusami, abbiamo qualche problema tecnico. Mi senti? Sì, pronto? Mi sentite? Buongiorno Matteo, buongiorno. Allora, io ti sento bene. Ovviamente avremo un po' di ritardo perché nell'audio, perché tu sei in Tanzania, giusto? Mi confermi sei a Dar es Salaam? Sì, pronto? Pronto? Sì, io ti sento, tu mi senti? Io non vi sento, ma se voi mi sentite, ma non vi sento. Niente, allora se la radio può mettere anche in maniera che oltre a sentirlo noi ci possa sentire anche lui. Non è, signora Sara, non è una questione della radio, appunto, c'è un problema della sua connessione, ecco. Ah, ok, è un problema di connessione. Niente, Matteo, appena tu riesci a sentirci... È di nuovo in linea se vuole riprovare a parlare. Matteo, mi senti sentite? adesso? No, mi sa che non si riesce. Peccato, ci abbiamo provato. Niente, io vado avanti a raccontare questa nuova impresa che ha compiuto Matteo, se poi riuscissimo anche a collegarli in una maniera in cui semplicemente può lui dirci due parole, bene, se no pazienza, proveremo un'altra volta con altri mezzi. Stavo dicendo che questa impresa
di andare dallo Zambia, che lo Zambia è ben a sud dell'Africa, attraversare tutta l'Africa passando in mezzo a un sacco di paesi, compresi paesi anche in guerra, tutto con questa bicicletta, quindi dormendo dove trovava, mangiando in giro, eccetera, fino a Londra, gli consentì, col discorso degli sponsor, della raccolta degli aiuti, eccetera, di avviare questo centro nel Mukamba Village, quindi non troppo lontano dalla capitale dello Zambia, ma in una zona con tanti problemi sociali, per allontanare i giovani dall'alcol, dalle migrazioni, dal degrado. Lui ha costruito questo centro che è partito con una piccola scuola all'inizio per bambini, dove unitamente all'istruzione si dava anche l'attività sportiva per insegnare regole, ordine, e quindi anche un processo proprio di aiuto nel discorso delle regole, della disciplina personale, eccetera. E noi abbiamo subito aiutato questo, proprio perché ci eravamo trovati molto bene con lui quando ha fatto il Sant'Ambrogio Trade Center. Abbiamo subito dato fiducia a questo progetto. Siamo partiti sostenendo prima una scuola primaria, a cui poi è stata aggiunta quella diciamo, le chiamiamole medie. Poi è stato fatto un centro professionale per aiutare le persone a lavorare. Anche lì abbiamo fatto capannoni. Poi è stata costruita una falegnameria. Con la falegnameria si costruiscono delle arnie moderne, con cui è stato dato avvio a una grande attività di apicoltura con i metodi nostri, mentre prima si arrampicavano sulle piante a prendere quei favi, sono anche api piuttosto aggressive, quindi era un lavoro che potevano fare solo gli uomini, oggi lo possono fare anche donne e bambini. La falegnameria è stata aggiunta a una segheria, poi sono stati aggiunti progetti, tutti anche in accordo col governo dello Zambia e con le comunità tribali locali, per fare un discorso di conservazione delle foreste, mentre prima veniva tagliato tutto in maniera irresponsabile, invece è stato dato un avvio di usare prima i legni, quelli già che vengono tagliati per le infrastrutture, riutilizzarli. È stata creata un'azienda che produce mobili, tutto artigiani, in cui gli utili vengono reinvestiti e per far andare avanti queste attività con cui si finanziano anche la scuola. Ma loro oggi vogliono fare uno step ulteriore, aggiungere anche una scuola superiore. Allora cosa ha pensato bene di fare il nostro Matteo? È partito con la sua famiglia, quindi in 5, con la più piccola, una bambina di 8 anni, e in bicicletta hanno raggiunto i campionati mondiali di ciclismo che quest'anno si tenevano in Africa, in Burundi, e hanno fatto in bicicletta in 5, quindi lui e i suoi figli, l'ultima di 8 anni, in bicicletta, piano pianino, in alcuni mesi, hanno fatto in bici dallo Zambia al Burundi. Anche questa è stata un'impresa che è stata ripresa, come potrete immaginarvi, sul piano mondiale, anche perché chiaramente molti collegamenti sono stati fatti con loro anche dalla RAI, tra l'altro, proprio durante lo svolgimento dei campionati mondiali. E questo io penso che sia un grande esempio. Io personalmente vorrei veramente che se ne parlasse ai nostri giovani nelle nostre scuole, perché noi stiamo crescendo delle generazioni molto fragili da tutti i punti di vista, dal punto di vista sanitario. Qui io prego Dio veramente che Robert Kennedy Jr. vada avanti nel lavoro strepitoso che sta facendo e che prima o poi se ne possa parlare in maniera aperta e libera anche in Italia sul piano della salute.
Però io direi anche sul piano educativo state fatte tante cose per creare una società iperprotetta ma estremamente fragile, insicura. Pensate che nella mia provincia in una settimana si sono suicidati 3 ragazzi, si sono buttati nell'Adda in pochissimi giorni, 3. E allora forse questi sono temi di cui noi dovremmo discutere molto di più, chiederci perché in paesi dove le cose sono più difficili, però i giovani sono più felici, da noi dove è tutto protetto, tutto facile, tutto sotto controllo e telecamere e telefonini, dobbiamo essere una società robotizzata. I nostri giovani sono così infelici perché noi crediamo che i bambini abbiano pochissime potenzialità, abbiamo paura e spesso proprio con le nostre paure li riempiamo di crisi d'ansia, di panico, e poi magari sono i primi ad essere a mettersi in pericolo e non sapere come uscire dalle situazioni di frustrazione della vita. E io credo, ovviamente Matteo non ha fatto una cosa diciamo senza la prudenza. La prudenza c'è sempre stata nel suo percorso. Ripeto, stiamo parlando di un uomo che è stato prima di questa scelta radicale di vita un bocconiano, economista, operatore finanziario ad alto livello, ha mollato tutto e è una persona che sa quello che fa, con la testa sulle spalle. Sicuramente però a noi sembra incredibile un viaggio in bicicletta così lungo, magari in Europa, immaginatevelo in Africa, fermandosi a mangiare, a dormire, dove si trova a posto e quant'altro. Ovvio, i bambini sono nati e cresciuti lì, quindi hanno un sistema immunitario differente, come potrebbe essere un bambino che dall'Italia oggi si sposta in Africa. E quindi insomma io speravo veramente di riuscire a fare questo collegamento, perché questa impresa, che adesso loro sono nel viaggio di ritorno in auto, la mamma li ha seguiti, quindi poco per volta sta rientrando in questo paese che li ha portati appunto a toccare dallo Zambia, Ruanda, la Tanzania, Ruanda, la Burundi. Sara, mi scusi se la interrompo, sì? c'è una chiamata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi della provincia di Como. Sì, buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Sì, certo. Sì, senta, io volevo dirle una cosa che ho twittato stamattina su un ragionamento che ho fatto ieri con una persona che diceva che i padri di famiglia sono discriminati dal punto di vista della separazione dei divorzi da parte dei giudici italiani. Io stamattina ho twittato che solo gli uomini e non le donne possono salvare l'Italia, l'Europa occidentale e gli Stati Uniti d'America dalla rovina e dal declino, come insegna Vladimir Putin. Secondo me Vladimir Putin è un grande statista, come ho già detto. E dico una cosa fuori moda: occorrerebbe il potere maschile per uscire da questo impasse, anche perché, come dice lei, nelle scuole e nell'insegnamento ai giovani che viene dato ai giovani nella scuola c'è troppo potere femminile, e secondo me c'è troppo potere femminile in Occidente. Dico questa cosa fuori moda, non sono contro le donne, ma come ha detto anche Martin Wolf nel suo libro La crisi del capitalismo democratico, le donne hanno troppo potere oggi in Occidente. Grazie e complimenti per la trasmissione, buongiorno. Buongiorno. Allora, vabbè, io sono contraria a qualunque discorso suprematista che sia maschile, femminile, gender, perché oggi con l'ideologia gender di fatto a me sembra che siamo entrati in una delle fasi più misogine della storia dell'umanità. Quindi secondo me la realtà è che anche quel discorso che fa lei è un discorso reattivo a una società che ha diviso in categorie, in etichette le persone umane, e quindi di fronte a questa, di fatto ci hanno diviso. Vi rendete conto che ci dividono sempre? Il suo discorso io lo capisco, nel senso che capisco che lei probabilmente ha anche subito qualcosa a livello personale, perché adesso ce l'ha forse col genere femminile.
però bisognerebbe chiedersi in generale, ci hanno diviso le famiglie, ci hanno diviso in etichette, quindi siamo una persona non viene più considerata, anche in Italia, un po' come avveniva in altri paesi, in altre culture che però non ci appartengono, no? Il bianco, il nero, la donna, l'uomo, il transgender che però non è uno ma sono LGBTQ più 80 sigle, perché ogni persona deve avere un'etichetta. Magari avere meno etichette, considerarsi tutte persone umane, ci farebbe essere meno gli uni contro gli altri, perché non so se notate, tutto quello che fanno è dividere la nostra società, mettere i semi della guerra ovunque. Mi conferma la regia che non abbiamo, e quindi io non lo, anche se posso capire il suo sfogo, e sicuramente è stata distrutta la figura paterna, l'autorità, la crisi dell'autorità e la crisi della figura paterna hanno in qualche modo anche questo indebolito la società. Però non credo che la soluzione sia ancora seguire la loro logica, uomini contro donne, piuttosto dobbiamo ricominciare a ragionare secondo i nostri vecchi criteri di persone umane, e le persone umane valgono un infinito, ciascuna persona umana, e smettere di farci dividere dal sistema, perché è quello che vuole, per indebolirci sempre di più. Mi dispiace tanto che non siamo riusciti a collegarci con Matteo. Proveremo magari quando sarà in Zambia, proveremo un'altra volta. Ecco, io il messaggio che voglio dare comunque è che la nostra società potrebbe essere più forte e cerchiamo di essere meno divisi. Forse la telefonata era un po' estemporanea, un po' fuori tema, ma neanche troppo, perché anche questa è significativa di un certo tipo di divisione e di indebolimento che è stato fatto nella nostra società. Mi dice la regia che il tempo è scaduto, quindi continuate a seguire Aiutare Umanitaria Padana, perché ne abbiamo veramente tanto bisogno per aiutare veramente i popoli a casa loro, non con le operazioni ideologiche o di facciata che portano il protagonismo solo a chi le fa, ma sempre con una funzione strumentale. Noi aiutiamo veramente i popoli a casa loro, aiutiamo veramente ad aiutarsi e anche a costruire insieme concretamente la pace. Quando avremo cose concrete da dirvi più avanti, non parliamo mai prima che le cose siano fatte, però voi aiutateci, sosteneteci, perché ne abbiamo bisogno. Noi non abbiamo dietro Soros o cose, siamo piccolini. Quest'anno 13.000 euro soltanto di 5 per 1000, eravamo partiti con 72.000, e poi ci sono quelli che fanno andare le navi dei migranti che prendono milioni di euro. Quindi sosteneteci voi, perché noi facciamo una politica di piccoli passi molto concreta, ma senza questo aiuto non possiamo fare niente. Grazie a tutti, un caro buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato Umanitaria Padana Online.